Sono stata avvisata dell'accaduto, appena mi hanno riferito di chi si trattava. Mi sono recata sul posto anche perché sono persone e luoghi a me ben noti. Io comunque abito a Paiane, tra l'altro la vittima è mio vicino di casa. Entrambi li conosco personalmente anche per motivi professionali, per cui a maggior ragione insomma, non ho potuto fare a meno che recarmi immediatamente sul posto. In questo momento non posso che dire che siamo una comunità sicuramente scossa da questo accaduto. Non ci si aspetterebbe mai che possa succedere qualcosa del genere, tanto più all'interno di una comunità comunque unita come quella di Ponte nelle Alpi e soprattutto di una frazione che insomma, spicca anche lei per unità, per cui veramente una comunità scossa. Si sente più scossa come sindaco o come conoscente delle persone coinvolte? Devo dire la verità, entrambi, forse alla stessa maniera, perché come sindaco ovviamente non ti aspetteresti mai e non vorresti mai che accadesse qualcosa all'interno della tua comunità, qualcosa del genere, di così drammatico. Scossa altrettanto, perché ovviamente due persone entrambe note, a me note, per cui pensare che insomma ho parlato con Fabrizio Poncato qualche giorno fa scambiando delle battute, perché lui era solito essere anche particolarmente ironico, diciamo, e Daniele Burigo anche lo vedo quasi quotidianamente anche per motivi lavorativi, quindi veramente è una cosa che ha toccato sotto entrambi i profili.